saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. E oggi nostra gradita ospite Susanna Cardinali, che è presidente dell'Associazione Alzheimer di Udine. Buongiorno, grazie per essere Buongiorno qui. a lei. Oggi Susanna è qui per dare un messaggio importante, per dire guardate, noi in questo periodo di feste, noi ci siamo come associazione, siamo a disposizione di chi ha bisogno del nostro aiuto. Dico bene, Susanna? Sì, certo, noi ci siamo, come ci siamo stati anche durante le festività estive, e cerchiamo di essere sempre presenti, se non con la segreteria aperta, che comunque è aperta 3 giorni alla settimana, con una segreteria telefonica dove le persone lasciano il loro messaggio e vengono poi richiamate. Ecco, parliamo della vostra attività, Sì. perché anche si basa tanto sul volontariato. Certo. Guai se non ci fossero i volontari anche nel vostro caso. Assolutamente, la nostra attività è del tutto volontaria e abbiamo bisogno sempre di più volontari, perché chiaramente più persone ci sono, più attività si possono fare, più supporto anche si possono dare alle persone, volontari che comunque verrebbero sempre preparati, così come vengono preparati i caregivers e i familiari ad affrontare le persone ammalate, ad affrontare le loro patologie, perché insomma non è sempre semplice avere a che fare con queste persone. Una patologia che secondo lei si sta diffondendo, lei la vede crescere l'incidenza? Assolutamente sì, i dati del nostro neurologo, del dottor Cancelli, parlano di 25-30 mila casi in regione e di circa 2.000-3.000 a Udine. Però non c'è un censimento vero e proprio e comunque c'è tanto sommerso, nel senso che ci sono molte persone nelle quali non si conosce lo stato di salute, quindi demenze che nel 50% e più sono la malattia di Alzheimer, ma le demenze sono anche di altro tipo e che colpiscono il 6-8% della popolazione sopra i 65 anni, per poi schizzare a un 30-40% sopra gli 80-85 anni. E quindi è una problematica non solo per i pazienti, ma anche per i familiari, per chi li deve seguire. Chi sta con loro, certo, assolutamente. Loro, appunto, noi organizziamo questi corsi di formazione per i caregiver e per i familiari, tenuti ovviamente da degli esperti, corsi che sono continuati anche online, anche sulle piattaforme Zoom in questo periodo di lockdown. Ecco, è fortuna che c'erano noi, che ci sono queste piattaforme, perché posso immaginarmi come stanno vivendo questo momento le persone malate, Certo. e i familiari, i loro familiari. Certo. Che paura magari di portarli a casa, no, sì, di portare a casa il virus, di portare a casa malattie, Sì. al tempo stesso la necessità di essere sempre presenti, di vedere, di fare, di non lasciarli isolati. Assolutamente, e, come dicevo, il contatto che è continuato anche via Zoom è stato comunque importante per non tagliare completamente il collegamento con loro, però appunto abbiamo riscontrato molti casi in cui la non socializzazione, la chiusura ha provocato qualche regressione nella patologia, perché la socializzazione è molto importante, soprattutto nelle prime fasi della malattia. E quindi abbiamo cercato appunto di essere comunque sempre presenti, anche con l'ospitalità al centro diurno, con attività laddove è stato possibile esterne, insomma il più possibile la vicinanza a queste persone, perché appunto come diceva lei anche i familiari soffrono moltissimo di questa situazione e spesso appunto hanno veramente bisogno di un grosso supporto psicologico e pratico. Ecco, mi parli anche di questo centro diurno. Fortuna, mi diceva Fortuna che
che c'è un qualche cosa. Assolutamente, è l'unico centro diurno per malati di Alzheimer al momento presente a Udine, ce n'erano degli altri ma sono stati chiusi, e è gestito da privati con ovviamente contributi pubblici anche, ed è una grossissima risorsa perché le persone in fase iniziale ovviamente della malattia vengono portate al centro, c'è un servizio di trasporto che li prende e li porta al centro ogni mattina, e poi possono fermarsi tutta la giornata fino alle 4 del pomeriggio, oppure possono stare anche soltanto mezza giornata. Il centro è appunto molto, molto richiesto, continuano ad esserci molte richieste, viene gestito in maniera eccellente dalle due titolari, dalla signora Anna Porro e dalla signora Daniela Vacca, e sì, diciamo che è un po' il nostro fiore all'occhiello, ecco, perché anche questo è di gran sollievo alle persone. Ecco, però mi diceva soltanto è dedicato esclusivamente alle persone che sono ancora allo stadio iniziale. Sì, esatto. O perlomeno quando sono ancora autosufficienti. Certo, perché altrimenti poi si inserisce un discorso, una necessità di carattere sanitario che noi non possiamo ovviamente soddisfare, insomma. E comunque questo, no, anche il fatto di andare, di parlare con qualcuno, può aiutare anche a rallentare in un certo qual modo la progressione della malattia. Assolutamente, assolutamente basilare, per cui oltre alle diciamo norme e regole sanitarie, no? Le basilari, il non fumare, il non essere obesi, il non eccedere nell'alcol, eccetera, una delle cose principali per allontanare lo spettro dell'Alzheimer, a detta dei neurologi, ovviamente non lo dico io, è proprio questo di socializzare, cercare il più possibile di stare in mezzo agli altri, di fare attività non solo fisiche ma anche mentali. E quindi per cui il centro diurno aiuta proprio in questo senso. Abbiamo anche allo studio adesso, dovremmo realizzarlo a breve con il Comune, un progetto molto importante che si chiama Sollievo Notturno. Sollievo Notturno, e che cosa consiste? Beh, già Sollievo Notturno consiste, si può capire in sostanza. Consiste nel dare ai familiari che hanno la necessità per qualche giorno appunto di lasciare la persona anche durante la notte, quindi di usufruire di questo servizio che fra il centro diurno e una struttura residenziale si attua portando la persona la sera, quando il centro diurno chiude, nella struttura residenziale, riprenderlo il mattino dopo. Quindi durante il giorno la persona sta al centro diurno e poi passa la notte in una struttura residenziale, per dare appunto un minimo sollievo. Chiaramente sono permanenze brevi, non sono ricoveri veri e propri, e questo appunto insieme al Comune di Udine dovrebbe essere proprio un progetto che realizzeremo in brevissimo tempo. Per quanti posti riuscirete a combinare? Lì dipende dagli accordi che prenderemo con la struttura residenziale, però diciamo 4-5 posti alla volta, non di più, cioè ci verrà messa a disposizione un paio di camere, insomma. Però già è importante questo, perché sapere di avere un punto di riferimento... Sì, certo, anche perché insomma, come tutti i progetti è all'inizio, insomma, per cui è sperimentale, per cui poi vedremo come va. Senta, mi tolgo una curiosità, gli iscritti all'associazione, che tra l'altro mi pare di capire che la quota associativa sia anche abbastanza irrisoria. Sì, è irrisoria, perché sono 10 euro all'anno e i soci non sono molti, sono un centinaio, ma chiaramente noi i servizi li diamo anche ai non soci, e quindi qualsiasi persona. L'iscrizione è importante più che altro perché lei mi insegna che il peso delle associazioni spesso viene considerato sulla base degli iscritti, poi magari non è così, però il numero degli iscritti è importante. È importante, uno dei nostri intenti è questo, quello di fare più iscritti. Per esempio abbiamo fatto adesso una manifestazione molto carina, molto simpatica al Visionario, di proiezione di filmati, dei vecchi giocattoli,
alla fine del progetto Camminamenti, che è un altro progetto importante sviluppato in collaborazione col Comune, e alla consegna, alla vendita, tra virgolette, di una riproduzione del gioco dell'oca, gentilmente messoci a disposizione dalla signora Maria Sello, che è la vestale di questa grande collezione di giocattoli di Udine, e su offerta di minimo 10 euro per l'associazione davamo anche, qualora non lo fossero già, l'iscrizione, e quindi anche questo è stato uno stimolo, no? Perché, ripeto appunto, la cifra è talmente irrisoria. Ecco, mi sta inquadrando proprio in questo momento, non chiudiamo il cancello della memoria. Mi sta inquadrando Tiziano, praticamente la vostra, qui è riassunta tutta la vostra attività, informazione, Esatto. Consulenza sui diritti del malato, sportello di ascolto, corsi di formazione, supporto psicologico e sostegno alla ricerca. Qui sono riassunti praticamente Esatto, le tutti nostre cose principali. le vostre Ecco, volevo attività. aggiungere una Sì. cosa, se posso. Per noi è molto importante fare rete, non solo per Sì. noi, come tutte credo le associazioni in questo campo. Quindi abbiamo molti contatti, instaurato molti contatti con enti pubblici, privati, collaboriamo ovviamente col Comune, soprattutto con l'Ufficio Città Sane, collaboriamo con l'azienda sanitaria, con la Regione, eccetera. E poi siamo entrati a far parte del circuito dei servizi di prossimità, il progetto No alla Solitudine, che è un progetto veramente eccezionale del Comune di Udine, che riunisce una ventina di associazioni che si occupano del sociale sul territorio udinese e che, coordinate dal servizio sociale del Comune di Udine, fanno in modo che ognuno sia a conoscenza dei servizi dell'altro, non solo i servizi sociali a conoscenza di tutte le associazioni, ma anche le associazioni tra di loro, di modo che non ci sia più quella ignoranza, quella non conoscenza del nostro esistere, perché spesso le persone non sanno che ci siamo. Bene, io spero di averla ancora, nostra ospite. Grazie. Per farvi conoscere ulteriormente, per farvi conoscere ancora, no? Visto che Sì, dice, certo, le persone non sanno che ci siamo. Assolutamente, un po' il mio motto da quando ho iniziato a lavorare è quello di farsi conoscere e poi esserci, perché lei non sa basta. che qui può tranquillamente Grazie mille. venire periodicamente a lanciare i suoi Qualche messaggi, a messaggio, parlare qualche iniziativa, delle certo, iniziative. assolutamente. Va bene? Grazie mille. L'attendo ancora in Grazie, trasmissione. grazie. Grazie per essere stata con noi. Ringraziamo quindi Susanna Cardinali, che è presidente dell'Associazione Alzheimer di Udine. Grazie per averci seguito. Arrivederci.